Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere questo manfrotto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. Quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ci viene da dire che all'onorevole Ilaria Salis piace assai la repressione del regime cinese, lo diciamo fattualmente in attesa della fumata bianca o nera attorno che scaturirà dal conclave. Ovviamente il nostro Antonino Danna in Zoom, che seguirà subito dopo, vi aggiornerà in diretta. Nel caso commenteremo magari il nome del nuovo Papa della Chiesa Cattolica. In attesa di questo c'è una notizia molto meno dirimente per la protagonista, però per il contenuto, che è la seguente: il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui condanna fermamente le politiche repressive di assimilazione e le violazioni dei diritti umani da parte della Cina, che mirano a eliminare le tradizioni, il patrimonio religioso e culturale del Tibet. Diciamo un'ovvietà fattuale che nessuno può mettere in discussione, su cui qualunque uomo vagamente libero non può che concordare, no, sulla condanna. Poi se si vanno a vedere i voti, 478 a favore, 41 astensioni e 30 contrari, a proposito dei parlamentari italiani si vede che si è astenuta, seppur all'inizio molti hanno votato contro, ma alla fine si sono allineati al capo delegazione Tridico, si è astenuta la delegazione del Movimento 5 Stelle. Ha votato contro la condanna della repressione del regime cinese ai danni dei tibetani l'onorevole Ilaria Salis. E quindi deduciamo che per lei queste violazioni palesi, continue, storiche, ultradecennali dei più elementari diritti umani ai danni della comunità tibetana, non da parte di una dittatura comunista, perché non omettiamo dettagli che non lo sono, da parte di una dittatura comunista, per l'onorevole Salis non sono un problema. E andiamola un attimo a fare la foto del Tibet. Anzitutto c'è stato un caso proprio di snaturamento della storia tibetana. Il governo cinese ha introdotto a forza 7 milioni di cinesi in Tibet per far diventare i 6 milioni di tibetani una minoranza nella loro stessa terra natale. Chi si oppone alla, diciamo, cinesizzazione forzata viene accusato di terrorismo, per dire, no? Ovviamente c'è l'indottrinamento nelle scuole sulle meraviglie della pacifica liberazione del Tibet e sulla necessità di difenderla studiando il pensiero maoista e imparando l'uso delle armi, in coerenza con la liberazione pacifica di cui sopra. E tutto questo non tange la nostra come dire, teorizzatrice dell'occupazione abusiva delle case. Ma è bizzarro che non la sfiori, perché se rimaniamo sempre nell'ambito delle teorie politiche della Salis, la Salis più volte ci ha reso edotti della sua teoria sulla necessità di abolire il carcere e di superare quello che lui ha definito il paradigma della reclusione, che è una cosa mercenaria, per forme alternative, ma neanche di pena, diciamo, di gestione comunque non carceraria in nessun caso, diciamo, quindi abolire il carcere in toto. Però allora ci viene da dire che evidentemente i laogai cinesi, in cui il regime chiude, opprime, tortura e uccide gli sgraditi al regime, tibetani compresi, sono la posizione meno gravi dei carceri in Italia. Dei carceri in Italia. Attenzione che mentre ama più i laogai dei nostri carceri, attenzione perché c'è la fumata bianca. C'è la fumata bianca sul Papa, e quindi io andrei alla nostra valentissima Sveva il prima possibile. Marco, puoi andare. In linea con Antonino Danna. Sei con noi, Antonino? Ci sono. Mettendo una fumata bianchissima, non bianca, alle 18:08 e una cinquantina di secondi
Habemus Papam, è il caso proprio di dirlo, ladies and gentlemen. Ebbene sì, c'è il Papa, ora vedremo chi sarà, naturalmente cercheremo di capire chi è, quindi si parlava stamattina tanto di Parolin, insomma c'è stata questa discussione, nel pomeriggio si è accennato a un'eventuale trasfusione di voti, stanno suonando le campane di San Pietro, quindi è ufficiale, c'è il Papa, è stato eletto. Il 267esimo successore di San Pietro è realtà, quindi la Chiesa Cattolica ha una nuova guida e tra non molto conosceremo il suo nome e cercheremo di scoprire ovviamente chi è, perché naturalmente la cosa che ci riguarda è questa, capire chi sarà, che nome sceglierà e nel momento in cui sceglierà il nome, insomma, capiremo anche qualcosa in più sul suo programma. Alla vigilia, questa mattina, come sapete, c'era stata una fumata nera alle 12, segno che appunto i primi 2 scrutini del mattino erano andati male, erano andati appunto senza il raggiungimento del quorum di 89 voti previsto dalla Universi Dominici Gregis, che è la Costituzione voluta nel 96 da Papa Wojtyła per l'elezione del Papa, e poi il motu proprio normas non nullas di Benedetto XVI, che aveva imposto il quorum dei 2/3 a prescindere. Ieri sera avevamo raccontato questa prima fumata, che è arrivata tra l'altro in ritardo, alle 21:01, dopo un'estenuante attesa, anche perché poi stamattina si è capito, è stato chiarito che a quanto pare si è visto padre Cantalamessa, il predicatore pontificio, uscire 53 minuti dopo la, come si dice, dopo il fervorino fatto ai cardinali. Ecco, nel frattempo il comignolo continua a fumare bianco, sono le 6:11 minuti e 39 secondi, ora di Roma. La gente in piazza San Pietro, c'è chi si sta abbracciando, c'è qualcuno che si segna, si fa il segno della croce, gente che esulta. Vediamo adesso un cartello "Viva il Papa", e ancora non sappiamo chi sarà questo Papa, ma lo scopriremo a breve. Il comignolo continua a eruttare copiosamente, aggiungerei, il fumo, quindi è stata evidentemente un grande accordo. Evidentemente si è raggiunto, eppure le premesse ieri non sembravano delle migliori. È stato un conclave che è stato preceduto da veleni, che è stato preceduto da polemiche, le polemiche su Becciu, le polemiche su Cipriani, che era stato allontanato da Bergoglio per delle accuse di pedofilia che lui ha sempre smentito. E però, malgrado tutto questo, malgrado anche ieri si siano visti i cardinali incespicare abbastanza con il latino, alcuni di essi, malgrado tutto questo, il conclave è finito sostanzialmente. Antonino, c'è il Papa. Antonino, Dimmi. scusami, ti volevo chiedere una cosa. Scusami. Passando, no, ma anzi era dovuto, e ti ringrazio, passandoti ufficialmente la conduzione di Grazie. quello che diventa uno Zoom speciale Papa, e magari poi ci risentiamo insieme per un commento all'interno di questo speciale. Ti volevo solo chiedere, per tua esperienza, quanto trascorre tra la fumata bianca, diciamo, e la ufficializzazione pubblica del nome? Ci vuole circa un'oretta, perché ora molto probabilmente i cardinali, ci sarà stato un applauso nel momento in cui è stato raggiunto il quorum, dopodiché l'eletto naturalmente ha dovuto rispondere alla domanda di rito: accetti l'elezione a sommo pontefice, come ti vuoi chiamare? Probabilmente adesso in tanti si staranno congratulando con lui, quindi tra un po' deve andare nella sagrestia, la cosiddetta stanza delle lacrime, dove troverà le 3 talari pronte per lui. Vedremo se sceglierà di vestirsi con tutte le insegne papali, a differenza di Benedetto e a differenza di Francesco, che già sarà un invece segnale appunto non irrilevante da un punto di vista del voglia. Messaggio, diciamo, no? Voglia. Allora io direi che ti passo ufficialmente la palla per quella che è la notizia, di fronte alle quali tutte le altre trascolorano, e ci aggiorniamo magari in corso d'opera quando verrà ufficializzato anche il nome. Rimanete con Antonino Danna e con il nostro speciale sulla fumata bianca e prossimamente sul nome del Papa. Grazie Giovanni, A grazie. te. Grazie.
Allora Sveva, intanto buon lavoro anche a te, grazie a Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile che mi ha ceduto la linea. La notizia dunque è questa: attorno alle 18.08, 18.09 di oggi, 8 di maggio dell'anno del Signore 2025, la Fumata Bianca ha comunicato l'elezione del 267° pontefice della Chiesa Cattolica. Oggi è la Madonna di Pompei, la Vergine del Rosario. Forse non è un caso, forse è un buon presagio per l'elezione di questo pontificato che riprende il cammino che si era interrotto il 21 di aprile scorso con la morte di Francesco. Aggiungerei anche un'altra cosa, se mi è permesso. L'8 di maggio del 1945, 80 anni fa, la Germania si arrendeva senza condizioni. La guerra mondiale, la seconda guerra mondiale in Europa era finita. L'augurio è che questo pontefice che viene eletto oggi, questa Fumata Bianca,